La Russello Quater è una giunta monocolore composta solo da componenti di Future Libertà di Fini. La presentazione ufficiale è questo pomeriggio alle 17 nella stanza del sindaco al municipio di Piazza Cavour, giusto in tempo per essere presenti alla riunione del Consiglio Comunale di questa sera. Ad amministrare per il prossimo anno e mezzo la città di Favara assieme al sindaco Domenico Russello saranno gli ex assessori Carmelo Vitello e Joseph Zambito. I new entry sono Lino Sorce, ex consigliere comunale nella precedente legislatura, l'avvocato Giussi Nobile, l'avvocato Maria Alba Nicotra e la dottoressa Silvia Caramazza. Al riconfermato Zambito va la vice sindacatura e le deleghe alla cultura e ai beni culturali, alla pubblica istruzione ed alla formazione. È una carica che ovviamente mi onora ed è anche frutto e testimonianza di tanto affetto che in questi giorni, in queste settimane anche hanno manifestato il partito e voglio dire anche l'intera cittadinanza. In questo momento il partito ha ritenuto opportuno individuare nella mia persona una responsabilità diciamo di maggiore peso rispetto alle precedenti esperienze. Questa sarà un'esperienza ovviamente che con un maggiore sforzo, vista e considerata anche la situazione politica che si è venuta a creare, ovviamente noi come gruppo politico e come movimento di Future Libertà tenderemo con ogni nostro sforzo e con una nostra azione di portare avanti un programma con una serie di obiettivi che ci siamo prefissati in un apposito programma. Carmelo Vitello invece si occuperà nuovamente di sport, spettacolo e politiche giovanili. Sì, appunto il ritorno, già conosco bene la macchina amministrativa, burocratica della nostra città. Questo ancora di più mi impegna, visto l'esperienza già fatta, a poter rinnovare il mio impegno in questa esperienza nuova, così con il gruppo politico di Future Libertà, un'esperienza che mi carica nel dare il massimo per la città, per le emergenze che attenagliano la nostra città, in particolare le esigenze del mondo giovanile, del mondo sportivo, proprio perché ricoprirò la carica che già avevo nella Russello bis. Giussi Nobile al bilancio e finanze, tributi e pari opportunità. Un onore, ma d'altro canto un onere che mi impone e che mi dà carica per cercare di operare nel più corretto modo possibile. Abbiamo tanto da fare, abbiamo tanto da lavorare e noi devo dire che siamo pronti, siamo carichi, abbiamo quell'ottimismo, quell'entusiasmo costruttivo che ci permetterà sicuramente di operare e di cercare di fare il più possibile. Speriamo di riuscirci. Speriamo che le nostre forze ci reggano e speriamo anche di essere aiutati e sorretti da un consiglio comunale che effettivamente dovrà naturalmente e con piacere sostenere le nostre posizioni, le nostre idee e questo ci onora e ci gratifica. Nicolo Sorce alle politiche sociali e per la famiglia. Un ritorno in politica dopo un'assenza di quasi 3 anni con una svolta diversa da consigliere ad assessore. Capiamo benissimo che oggi la situazione a Favara si vede, si tocca con mano, non ci possiamo mettere dietro un dito, la realtà è quella che è. Ha bisogno di tante persone che abbiano le idee chiare di come dare una svolta a questo paese, perché ce n'è veramente tanto di bisogno. Noi ce la mettiamo tutta con impegno, con interesse e cerchiamo di alleviare un po' i dolori, come si suol dire, dell'ammalato. Maria Alba Nicotra invece si occuperà di personale e polizia municipale. La sua prima esperienza amministrativa è una bella responsabilità. Sicuramente sì, io spero di riuscire a dare il meglio di me e soprattutto di essere un utile punto di riferimento per i cittadini che riterranno di rivolgersi a me, di riuscire a risolvere le loro problematiche e comunque di portare a compimento il mandato che sta per essermi conferito nel migliore dei modi. A Silvia Caramazza il sindaco Russello invece ha riservato le deleghe ai lavori pubblici, all'edilizia pubblica e all'urbanistica. Io sono la mia prima esperienza, però ovviamente Favara è un paese con grandi problematiche, quindi io cercherò di dare il mio contributo, quindi organizzerò presto ovviamente tutto lo staff che mi circonderà nel sostenermi e nell'aiutarmi a realizzare dei progetti. Quindi io sono a disposizione ovviamente di tutta la comunità. Spero che veramente possa essere d'aiuto alla comunità favarese.
Per lei che fino a ieri ha vissuto da spettatrice le situazioni amministrative del Comune di Favara, oggi ritrovarsi in questo posto che significa? Forse essere da spettatrice mi ha aiutato a dire sì e quindi a impegnarmi in questo contesto. Quindi speriamo che comunque nei mesi futuri questa situazione possa cambiare veramente realmente, sempre impegno per Favara. Una giunta quindi formata da 6 membri sugli 8 possibili previsti dallo statuto comunale. Una compagine che vede schierati 3 uomini e 3 donne, il 50% per ogni sesso, così come chiaramente espresso da Giuseppe Signorino, capogruppo in Consiglio di Future Libertà. Una richiesta del Movimento di Fini che aveva portato l'altro ieri allo spaccamento del neonato Patto per Favara, costituitosi giorni fa e che vedeva al suo interno anche MPA, parte dell'UDC, PD, Insieme per Favara, PDL Cimino ed Indipendenti. Tutti partiti e movimenti che avevano assicurato un appoggio esterno al sindaco Russello, sostegno che, vista la concretezza della giunta monocolore, potrebbe non esserci più. Innanzitutto c'era l'esigenza di dare un governo alla città, un'amministrazione, perché non si poteva più differire nel tempo. Gli altri partiti come la prenderanno? Ci confronteremo sugli argomenti, sulle nostre proposte, se verranno indicazioni di migliorativi rispetto alle nostre proposte, noi saremo ben lieti di accoglierle e di condividerle. L'importante è che prevale il bene supremo della collettività. E faccio subito i miei migliori auguri alla Giunta a nome mio personale e a nome di tutto il Consiglio Comunale. È nata, è monocolore ed è espressione di Future Libertà, partito a cui faccio parte da quando ho iniziato a muovere i primi passi in politica in questo Paese. Non è un atto di arroganza la Giunta monocolore, è un atto di responsabilità, perché abbiamo subito ravveduto la necessità di superare questo momento di crisi politica dando una giunta di governo a questo Paese. Quindi la nostra responsabilità adesso è quella di mettere in campo tutte le situazioni per rimettere in moto dei processi che erano già in parte avviati e quelli che ancora non sono stati avviati. Noi non abbiamo rapporti di coalizione chiusi o aperti, non guardiamo nessuna coalizione specifica, noi guardiamo le forze sane del Paese, alle forze sane che ci sono in Consiglio Comunale, guardiamo a tutta la città di Favara che vuole con i propri sforzi, con i propri limiti, con le proprie capacità scommettersi per rilanciare in questo ultimo scorcio della legislatura l'attività amministrativa, per poi presentarci alle prossime elezioni con un consuntivo di obiettivi e traguardi raggiunti. I frutti di questo lavoro, le divergenze, non è stato possibile superarle, si vede che purtroppo non erano conciliabili. Tuttavia, ho ripetuto e ripeto, lo hanno detto tutti, lo hanno detto anche loro, lo hanno detto a chiare lettere dentro e fuori l'aula consiliare, che l'obiettivo di quella coalizione non era tanto entrare in giunta, avere assessori, ma la centralità veniva posta sulle idee e sui programmi che noi avevamo per larga parte condiviso, per cui riteniamo che pur nella difficoltà della mancanza di numeri, di maggioranza in Consiglio, perché seppure disponiamo del maggiore gruppo consiliare, 6 consiglieri comunali, tuttavia è nettamente minoritario, però se nella coerenza dei comportamenti rispetto alle dichiarazioni, laddove è stato più volte sottolineato ed evidenziato che se quello sarà il programma da portare avanti o rispetto ai punti programmatici che sono inseriti in quel programma c'è ampia convergenza, c'è condivisione, quindi c'è una disponibilità al dialogo, al confronto e più volte è stato ribadito anche all'appoggio esterno dalle altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Io è questa un po' l'apertura che ovviamente ribadirò e che porterò all'attenzione del Consiglio Comunale. A noi la capacità, ovviamente, dopo aver superato la crisi, di tessere quei rapporti di dialogo e di confronto di natura programmatica che ci possano portare ad avere i numeri sufficienti per poter avere l'approvazione degli importanti atti amministrativi di programmazione che porteremo in Consiglio Comunale. Oggi presentiamo la nostra proposta, è una proposta ovviamente che appartiene al movimento politico Future e Libertà per l'Italia, che si riconosce a livello provinciale nelle posizioni degli onorevoli Scalia e Gentile, a livello nazionale del Presidente della Camera Fini. Siamo sereni, carichi di responsabilità, consci e consapevoli di quello che ci aspetta per il futuro.